Buongiorno a tutti, ultimo giorno di vacanza, diciamo ultimi sprazzi di vacanza, giusto? Babbo? Ultimi chilometri di vacanza. Già, e poi dopo si torna alla vita reale. Stiamo lasciando il parco giochi, sì. No, là. No, mi è stato più comodo qua. Salutiamo il camping. State molto bene. Il tempo sembrava venisse a piovere, ma mi sa che Sembra che la sparagna. sembra però che la lascia. E procediamo. molto calmo. È arrivata una pecorella amica di Chicco, ma Ciao camping. Procediamo. Si deve aprire lei, perché sennò non stiamo qui anche oggi a pranzo. Volevamo stare fino a pranzo, ma dopo abbiamo avuto dei disguidi tecnici da sistemare. Nulla di grave. Adesso ci appostiamo dall'altra parte, poi vediamo. Giusto? Puoi andare, babbo. Più che altro ciao alla frescura. No, state bene. È un po' da migliorare su certe cose, però dai. no, di monte da gestirlo non è normale. No, campo da golf che abbiamo giocato io ieri, Leo. Il barettino che stamattina non era aperto. Il paesello che abbiamo fatto, il paesaggetto io e il babbo da. Un bel voto al Friuli. 9. Confermo. Pace, relax, ossigeno puro, quindi più di così. No, babbo. Gente tranquilla, educata, cordiale, cibo buono. Prezzi ovviamente dipende dove vai, però dai, va bene. Adesso faccio paesello. C'era un parchetto, ma Totò non l'abbiamo portato perché i cagnolini non li vogliono. Lui voleva andare nell'altalena. E si va. E non siamo pronti a tornare ai nostri 50 gradi, babbo. Giusto? Sei pronto? Mucchia. Fra poco. Buongiorno ragazzi, ultimo giorno di ferie, dove potevamo fermarci? No, ultima mezza giornata di ferie. Al Mac ovviamente. Babbo. Dai Leo, saluta per questa vacanza e di vacanza finita, alla prossima avventura.